Martedì 11 marzo, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Tra poco andremo da Emanuela per leggere insieme i quotidiani regionali. Intanto c'è la cronaca, però cominciamo con un'ultima ora. Lo stretto di Messina, crocevia del traffico di sostanze stupefacenti. È stato un maxi sequestro di cocaina e anche di hashish, 3 arresti in 2 distinte operazioni della Guardia di Finanza. Lo stretto di Messina si conferma snodo strategico per il traffico di stupefacenti. In 2 distinte operazioni la Guardia di Finanza ha sequestrato 2 kg di cocaina e quasi 40 kg di hashish. 3 le persone arrestate. L'attività di indagine ha avuto il prezioso supporto delle unità cinofile. Grazie al fiuto del cane antidroga Lord, altamente specializzato in questo tipo di operazioni, le fiamme gialle hanno fermato un'auto proveniente dalla Calabria, all'interno della quale erano stati occultati diversi panetti di cocaina. Lo stupefacente, contraddistinto dal simbolo di un peperoncino rosso, avrebbe potuto fruttare qualcosa come 650.000 euro. Lo stesso giorno, presso la rata di San Francesco, i finanzieri hanno sottoposto a controllo i passeggeri di un pullman di linea proveniente dal centro Italia, tra cui un uomo originario del Marocco che deteneva all'interno di un trolley oltre 33 kg di hashish del valore complessivo di oltre 300.000 euro. Per tentare di occultare il forte odore dello stupefacente, l'uomo aveva avvolto i panetti in voluminose coperte di pile e cosparso tutto con polvere di caffè. In manette è finito anche un connazionale che lo attendeva a Catania. A seguito di un'ulteriore perquisizione avvenuta nella città etnea, sono stati rinvenuti altri 4,5 kg di hashish. E andiamo avanti con le notizie, torniamo al tragico incidente stradale che ha provocato la morte di una giovane di 24 anni di Belpasso che è stata scacciata da 2 tir in seguito ad un tamponamento a catena che si è verificato sulla Catania-Siracusa. Il cordoglio del sindaco di Belpasso, della protezione civile, un angelo strappato alla vita. Non si contano più le vittime e la scia di sangue inonda l'autostrada Catania-Siracusa. L'ultimo incidente si è verificato poco prima delle 8, non distante dalla galleria di San Demetrio in direzione del capoluogo aretuseo. A perdere la vita è stata una ragazza di 24 anni originaria di Belpasso, rimasta letteralmente schiacciata da 2 camion in seguito ad un tamponamento a catena. Immagini orribili e scene strazianti per i soccorritori che hanno faticato parecchio ad estrarre la giovane dalle lamiere contorte dell'utilitaria. 2 mezzi pesanti e 4 le auto coinvolte nell'incidente, le cui cause sono in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Catania. A completare il bilancio 3 feriti. L'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore tra la zona industriale di Catania e lo svincolo di Lentini, con pesanti ripercussioni anche sulla statale 114. Adesso andiamo invece a sentire proprio dalle pagine dei quotidiani questa notizia, proviamo di approfondire qualcos'altro. Sì, vediamo la Sicilia di oggi, Angelo, un mix di cose che sono accadute ieri e che purtroppo hanno portato alla morte di questa ragazza. Nebbia e scarsa visibilità, auto schiacciata tra i tir, muore una ragazza di 24 anni sull'autostrada Catania-Siracusa, meteo avverso, velocità e file per i lavori tra le cause dell'incidente. Però c'è un dettaglio, cioè che il camion che l'ha tamponata non avrebbe frenato in tempo e allora abbiamo detto il meteo avverso. C'era una nebbia abbastanza fitta ieri attorno alle 7:45 orario dell'incidente. Poi il secondo aspetto è quello rappresentato dai tanti lavori, dai tanti cantieri che ci sono sulla carreggiata, non solo Catania-Siracusa, ma possiamo dire anche della Messina, tutta la 18, e quindi con il restringimento della carreggiata ad una sola corsia c'è stato un rallentamento, i mezzi chiaramente circolavano a una velocità minore e si è creata una lunga coda. Il terzo aspetto è stato quello della velocità con cui procedeva appunto il mezzo pesante, che non avrebbe frenato o l'avrebbe fatto forse all'ultimo momento, quindi andando così ad impattare, questa è la ricostruzione oggi sulla Sicilia, violentemente contro la Toyota Aygo sulla quale viaggiava Josephine Leotta, la giovane belpassese appunto deceduta sul colpo. La ragazza è rimasta intrappolata dentro l'abitacolo perché la sua automobile è stata letteralmente schiacciata con un altro tir che appunto la precedeva. Quest'ultimo poi è finito contro altre 2 auto che erano incolonnate, che si trovavano davanti, provocando dunque un maxi tamponamento a catena.
nessuno degli altri presenti sui veicoli appunto è rimasto ferito, però appunto c'è stata questa tragica morte. La vediamo la vittima in questo articolo. Chi era Josephine? Era una volontaria appunto di Belpasso che sognava di diventare architetto. Non è morta, torna ad essere Angelo. E proprio ieri mattina lei si trovava a bordo della sua auto perché era diretta alla facoltà di architettura di Siracusa. Era iscritta al 5º anno ed era pronta ad affrontare appunto una nuova settimana dopo aver trascorso alcuni giorni a casa con i suoi familiari a Belpasso. Tra l'altro, lei in passato era stata scout del gruppo Agesci di Belpasso ed era volontaria di protezione civile. Infatti appunto ieri il cordoglio anche da parte del capo del Dipartimento regionale di protezione civile Salvo Cocina. Andiamo a vedere sulla Gazzetta del Sud la notizia: tragedia della strada, muore giovane di 24 anni. Ecco, anche qui viene messo in primo piano chi era questa ragazza volontaria della protezione civile e studentessa al 5º anno di architettura. Grazie Emanuela. L'altra tragedia, quella che si è verificata diciamo nella sera di sabato in un centro commerciale, in realtà si tratta di sopra proprio sul tetto del centro commerciale, dove un giovane sedicenne, un ragazzino, è salito su un lucernario che poi è precipitato, fiori bianchi, striscioni, al centro professionale Ars di Catania, dove studiava il sedicenne che è morto cadendo dal lucernario di Etnapolis a Belpasso sulla sciagura. Intanto la Procura di Catania ha aperto un'indagine per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e nella giornata di oggi si svolgeranno i funerali del giovane. Un mazzo di fiori bianchi e la sua foto. Oggi Simone non siede più in questo banco della classe del 2º anno del percorso di ristorazione nella sede dell'Istituto Professionale Ars di Catania. Simone era un ragazzo buono, scherzava con tutti, rideva con tutti. I compagni lo ricordano così, ancora increduli, sconvolti, con gli occhi persi nel vuoto, incapaci di accettare che un amico sia scomparso in un incidente assurdo, le cui cause sono ancora avvolte nel mistero. Non è un ragazzo che si poteva mai immaginare una cosa del genere. All'Istituto Professionale di Via Grasso Finocchiaro ci si continua a chiedere perché Simone D'Arrigo sia salito su quella cupoletta di cemento con la copertura in plexiglass nel tetto parcheggio del centro commerciale Etnapolis di Belpasso, cadendo poi nel vuoto per 15 metri. A microfoni spenti gli adulti si domandano perché i ragazzi stavano in quel parcheggio, un luogo non idoneo, usato come punto di ritrovo, senza controlli e con elementi di possibile pericolo. Era risaputo però che il tetto di Etnapolis il sabato sera si trasformasse in agorà dei teenager. Sapevo che lui usciva il sabato sera con questi suoi amici. Cosa sia successo saranno le indagini a dirlo. Un colpo di testa, una bravata, una sfida. Simone non era un ragazzo che comunque poteva accettare una cosa del genere. Abbiamo voluto dare questo messaggio a tutti i ragazzi: la vita è un dono troppo importante per poterla perdere in un attimo, per un gioco forse, per una distrazione, per una stupidaggine, per la superficialità. Noi teniamo molto a questo aspetto. Oggi tutte le sedi regionali dell'Istituto di Formazione hanno ricordato Simone con un minuto di silenzio. Torniamo da Emanuela ai quotidiani. Sulla pagina di Catania della Sicilia leggiamo il banco vuoto e i fiori bianchi per Simone. Questa mattina appunto i funerali del sedicenne. Ieri il rientro in classe, silenzioso dei compagni che ricordano era un buono e si era appassionato alla cucina. La scuola metterà a disposizione della famiglia una consulenza legale gratuita per capire che cosa sia accaduto realmente appunto sabato pomeriggio, quando è accaduto questo incidente. Poi vediamo qua gli striscioni sul cancello della scuola: Simo vola più che puoi e veglia sempre su di noi, e poi Simone per sempre vive con noi. Questi messaggi appunto dei compagni di classe che hanno fatto trovare appunto questi fiori bianchi sul suo banco con la sua fotografia. Sì, adesso siamo alla morte del piccolo Loris. Sono state aperte 2 inchieste, acquisite le cartelle cliniche, adesso si attende l'esito dell'autopsia. Il bimbo aveva appena 9 anni.
Le procure di Palermo e Gela hanno aperto un fascicolo sulla morte di Loris Rodoti, il bambino gelese di 9 anni dimesso dall'ospedale dopo essere stato vittima di un incidente stradale lo scorso gennaio e deceduto domenica dopo un aggravamento improvviso delle sue condizioni di salute. Al momento l'inchiesta è contro ignoti, i carabinieri hanno già acquisito le cartelle cliniche dagli ospedali dove il piccolo era stato ricoverato dopo un incidente avvenuto nel quartiere Settefarine, alla periferia nord della città. Dopo l'investimento, Loris era stato trasferito a Catania in gravi condizioni, ma poi era tornato a casa, dove negli ultimi giorni però aveva iniziato ad accusare nuovi malori, tra cui difficoltà respiratorie. L'ultimo ricovero a Palermo si è concluso con il tragico epilogo. L'autopsia, che sarà disposta nei prossimi giorni, dovrà chiarire se ci siano state negligenze mediche o se il decesso sia stata una conseguenza inevitabile dell'incidente. La famiglia, distrutta dal dolore, chiede risposte, mentre la comunità si stringe attorno ai genitori del bambino. L'amministrazione comunale ha già annunciato il lutto cittadino, il giorno in cui verranno celebrati i funerali. Parliamo ancora di sanità, la sanità regionale che è nel caos. A Enna oltre 4.500 pazienti sono in attesa di visite ed interventi chirurgici. A Trapani oltre 3.000 esami istologici in arretrato. E poi c'è l'inchiesta che ha coinvolto nei giorni scorsi anche dei medici a Palermo. Il Codacons chiede un commissario del governo. Sembra un caos senza fine, un intero sistema, quello della sanità siciliana, che il Codacons chiede addirittura di commissariare, viste le inefficienze, le lacune e i ritardi pagati anche a caro prezzo dagli stessi malati. L'ultimo caso esplode fra gli ospedali della provincia di Enna, dove sono oltre 4.500 i pazienti in attesa di un intervento chirurgico o di una visita specialistica. Qualche giorno fa la notizia degli oltre 3.300 esami istologici arretrati all'ASP di Trapani. Per qualcuno l'attesa ha compromesso definitivamente la possibilità di cura. A Leonforte, nell'Ennese, c'è chi attende una visita dal 12 novembre 2022, a Piazza Armerina dal 1 febbraio 2024. Nel reparto di oculistica Enna la lista di attesa deve smaltire prenotazioni dal 5 aprile del 2023. I pazienti di urologia invece nello stesso ospedale attendono dal 19 maggio 2023. Sono solo alcuni casi per un sistema davvero al collasso, nonostante le rassicurazioni della regione. Esami diagnostici rinviati per mancanza di reagenti e terapie oncologiche sospese per carenza di farmaci, operazioni chirurgiche ferme da mesi per carenza di anestesisti e personale specializzato. A Palermo poi medici, funzionari e imprenditori sono accusati, nell'ultimo caso, di aver manipolato gare d'appalto per forniture sanitarie favorendo aziende in cambio di tangenti e regali. Adesso le associazioni dei consumatori con il Codacons in testa e le associazioni per i diritti del malato e del cittadino riunite in varie sigle si rivolgono al Ministero della Salute affinché intervenga immediatamente per risolvere l'emergenza sanitaria in Sicilia. Questa situazione, dicono, viola apparentemente il diritto alla salute sancito dalla Costituzione. Bisogna individuare le responsabilità di chi ha portato la sanità siciliana al collasso e attuare il commissariamento dell'intero sistema sanitario regionale. Una richiesta che, siamo certi, al di là del clamore del momento, resterà inevasa, così come le tante prenotazioni in attesa di risposte. Torniamo allora ai quotidiani regionali, Emanuela. Sì, la sanità siciliana nella bufera e chiaramente stanno emergendo tutta una serie di situazioni che non riguardano soltanto Trapani ma un po' il resto dell'isola. Ma ripartiamo da Trapani e vediamo su Repubblica Palermo di oggi il caso degli esami in ritardo a Trapani, tutti gli allarmi rimasti inascoltati. Il manager avrebbe chiesto aiuto ad altre ASP ma molte dissero di no. I legali poi della paziente che denunciò lo scandalo scrissero ai sindaci. Stiamo parlando della professoressa Gallo, dalla quale appunto un po' quella che ha fatto aprire il vaso di Pandora, perché ha denunciato il suo caso di presunta malasanità, cioè un referto istologico che le è stato dato dopo 8 mesi per poi scoprire una gravissima malattia che era progredita nel tempo. E l'unico sindaco che le aveva risposto è quello di Castelvetrano, Giovanni Lentini. Lentini scrisse che appunto si era rivolta all'ASP di Trapani per avere delucidazioni su quello che stava accadendo, ma non ho avuto nessuna risposta. Questa è la risposta appunto ai legali della Croce. Andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud con
anche l'ASP di Enna, perché come sentivamo anche nel servizio emergono appunto tante situazioni di disservizi sanitari in tutta l'isola. L'ASP di Enna, 4.500 pazienti in attesa di essere operati. L'appello al Ministero della Salute. Questi i dati delle liste d'attesa che l'azienda ospedaliera di Enna appunto pubblica sul suo profilo istituzionale, un numero impressionante che ha destato molto scalpore. Così il Codacons e un gruppo di associazioni hanno lanciato un nuovo appello al Ministro della Salute. Ricordiamo il Codacons che ha chiesto addirittura di commissariare la sanità siciliana. Possiamo andare avanti con la rassegna stampa regionale, Emanuela. Sì, e allora partiamo dalla prima pagina di Repubblica Palermo. Vediamo il titolo in grande legato alla famosa legge sui fondi che in maniera trasversale sono destinati ai vari deputati da investire nei propri territori. Ecco che arriva la scure del governo, legge sulle mance, alt appunto del governo, esattamente del Ministero dell'Economia. Nessuna trasparenza nelle scelte. Il Ministero dell'Economia ha chiesto chiarimenti sulla norma approvata all'ARS. La Regione prepara le controdeduzioni e intanto congela queste somme che non sono state ancora liquidate. E cosa c'era dietro questi fondi appunto che vengono elargiti dall'ARS? Sagre, rally, feste di carnevale, insomma dovevano essere impiegati per questo. Andiamo a vedere nel taglio alto invece l'altra notizia. In primo piano, rischio crolli, 133 edifici nel mirino. E poi il muro venuto giù a pochi metri dai bambini, questo a Palermo. Andiamo ancora a vedere altre notizie. C'è lavori urgenti al Policlinico, reparti da trasferire. Andiamo all'interno per vedere appunto questi fondi che sono finiti nel mirino appunto del governo. Ecco qua, pagina 2, doccia fredda all'ARS, le norme mancia bocciate dal Ministero. A rischio 50 milioni di euro di contributi elargiti in finanziaria, tra i fondi contestati anche quelli per Agrigento Capitale e per Gibellina, che ricordiamo si era candidata ad essere la prossima appunto capitale della cultura. La Regione intanto, come abbiamo visto in prima pagina, sta preparando le controdeduzioni e intanto congela queste somme che appunto non sono state ancora spese. Spese per feste di carnevale e rally, le prebende sotto accusa. Non ci sarebbe nessuna trasparenza, questo secondo appunto il Ministero dell'Economia e delle Finanze. E andiamo a vedere le spese finite nella blacklist appunto del Ministero. L'articolo sulla promozione turistica stanzia 16 milioni per sagre, feste di carnevale, eventi enogastronomici e sportivi. Un terzo degli stanziamenti previsti dall'articolo sulle infrastrutture sportive finanzierà la ristrutturazione invece dello stadio di Ribera per 2 milioni di euro e ancora un contributo da 225.000 euro destinato a sostenere il bilancio del comune di Cerda del sindaco Geraci, che è capogruppo all'ARS della Lega. Queste spese insomma sono particolarmente sotto un po' nel mirino ecco, dei chiarimenti che chiede il Ministero dell'Economia. Andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud, perché anche qui vediamo in primo piano questa notizia. L'ARS boccia le mance, sotto accusa i contributi clientelari erogati a pioggia. Il Ministero dell'Economia appunto contesta in una lettera alla Regione la mancanza di trasparenza. Vediamo le altre notizie in primo piano. Nel taglio alto, deposito in fiamme, paura a Camaro. L'allarme è scattato attorno alle 21 in via Calatella. Momenti di panico per un rogo divampato in un garage privato che ha provocato anche un temporaneo blackout in tutta la zona. E
E ancora andiamo a vedere all'interno qualche approfondimento, qualche notizia che non abbiamo visto. Ecco, guardiamo questa per esempio. Latte alla stalla, il prezzo risale. Nell'isola si producono 180 milioni di litri l'anno, i 2/3 dei quali in provincia di Ragusa. Gli allevatori sono alle prese con i costi crescenti di foraggi, mangimi ed energia e questo fa aumentare poi il prezzo del latte. Anche in Sicilia molte aziende di piccole dimensioni purtroppo sono costrette a chiudere. E poi siccità e ondate di calore hanno ridotto la stagione dei pascoli, quindi complicando naturalmente il lavoro degli operatori. Vediamo la prima pagina della Sicilia di oggi. Anche qui vediamo in alto i soldi della regione, il MEF che boccia le mance ARS, 50 milioni in discussione, Portopalo, ricco red carpet. E poi per la politica siciliana, come abbiamo visto nei giorni scorsi, Meloni che ha commissariato di fatto il suo partito in Sicilia, il nuovo commissario è Sbardella, il proconsole di Fratelli d'Italia, scrive oggi la Sicilia, niente deleghe a nessuno, faide le affronterò tutte, queste le sue parole appunto in un'intervista oggi rilasciata a Mario Barresi. E poi il nodo Versalis, Eni Versalis, ieri un incontro al Mimit, riconversione Versalis, firmata l'intesa a Roma, c'è la garanzia del governo per mantenere i livelli occupazionali siciliani. E poi vediamo in prima pagina naturalmente per la cronaca questo terribile incidente avvenuto ieri sulla Catania-Siracusa dove è morta una ragazza di 24 anni. Ancora vediamo il giornale di Sicilia, anche qui l'apertura è dedicata a questi rilievi del Ministero dell'Economia. Roma ferma le mance dell'ARS. Il Ministero dell'Economia censura la spartizione dei contributi a pioggia decisa a tavolino dai deputati. Mancano criteri obiettivi e trasparenti, violati i principi della Costituzione. Bene, grazie ad Emanuela, fra poco torneremo da te con i quotidiani nazionali. Intanto, come ogni mattina, adesso ci colleghiamo con la Polstrada, con il compartimento della Sicilia orientale. Andiamo a Barcellona Pozzo di Gotto. Buongiorno all'ispettore Raffaele Genovese, buongiorno. Buongiorno direttore, buongiorno in studio ai telespettatori dal compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale. Sulla tangenziale di Catania segnaliamo le solite code traffico intenso in direzione Siracusa, nonché rallentamenti dallo svincolo di San Gregorio in direzione centro città. Sulla A18 Messina-Catania si segnala la chiusura dello svincolo di Taormina in ingresso verso Catania a causa di lavori e sino alle ore 24 di domani 12 marzo. Mentre nel tratto autostradale tra Avola e Castibile in direzione Siracusa persiste il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 75 quintali. Passiamo alla A19 dove persiste la chiusura dello svincolo di Enna in ingresso ed uscita in direzione Palermo e della rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta in direzione Catania. Sulla strada statale 121 Catania-Paternò sino al 20 marzo 2025 vi è la chiusura al traffico veicolare in entrambe le direzioni del tratto compreso tra gli svincoli di Misterbianco e Valcorrente, solo nella fascia oraria 20:30, 6:30. Sulla 192 strada statale Valle del Dittaino vi sono lavori di demolizione dell'omonimo ponte e si consiglia quindi agli utenti in transito di utilizzare il percorso alternativo autostradale. Come ogni mattina facciamo qualche riflessione insieme, memori anche degli eventi che sono accaduti recentemente, drammatici purtroppo. Purtroppo non è solo la velocità eccessiva a causare incidenti sulle autostrade. Un altro comportamento irresponsabile che registriamo frequentemente è la guida distratta. L'uso del cellulare alla guida è una delle principali cause di incidenti, anche in autostrada. Pensiamo a quanto possa essere pericoloso rispondere a un messaggio o fare una telefonata mentre siamo a 120 km/h su una corsia di sorpasso. Anche pochi secondi di distrazione possono risultare fatali. La domanda è una sola: ma ne vale la pena? Dalla Polizia Stradale per oggi è tutto, buona giornata e buona strada.
Grazie all'ispettore Raffaele Genovese, stamattina collegato con noi per la strada Sicilia Orientale da Barcellona al Pozzo di Gotto. Siamo nel messinese ovviamente. Adesso ci dedichiamo ad osservare quelle che è la situazione traffico. Vediamo la telecamera su via Vincenzo Giuffrida, siamo a Catania, il traffico è piuttosto sostenuto sia in entrata che in uscita, e quindi insomma la viabilità stamattina, considerato che c'è stata anche una leggera pioggerellina sulla città di Catania, evidentemente ha convinto molti a prendere tutti l'auto piuttosto che utilizzare anche mezzi a due ruote. Le condizioni meteo dovrebbero andare a migliorare comunque nelle prossime ore. Ci dobbiamo fermare, c'è una breve sosta e poi torneremo di nuovo ai quotidiani con Emanuela Corsi. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e torniamo alla lettura dei quotidiani, stavolta quelli nazionali, con i fatti dall'Italia e dall'estero. Emanuela Corsi. Partiamo dall'estero con una notizia di finanza, di economia, perché l'effetto Trump si vede sulle borse. E allora vediamo il Sole 24 Ore con Trump che dice: non escludo una recessione. Il Nasdaq intanto crolla e brucia 1.000 miliardi in un giorno. Per il Presidente inevitabile un periodo di transizione legato alle nuove politiche, quindi diciamo che lui molto serenamente annuncia questo periodo di recessione. Giù tutte le borse, spinte al ribasso da New York, e vanno a picco anche le magnifiche 7 che sono Alphabet, Meta, Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla e Amazon. Altro crollo appunto per Tesla, che scende ancora di 15 punti percentuali dopo che in Cina a febbraio ha dimezzato le vendite. Questo è il quadro, diciamo, un po' legato alle politiche economiche e commerciali di Trump. E poi restiamo qui per vedere in vigore da ieri. Dalla soia al pollo la Cina adesso colpisce gli Stati Uniti con dazi del 10-15%. Il tema dei dazi è sicuramente uno dei più influenti per quanto riguarda poi questa situazione a livello mondiale. La Repubblica, vediamo Trump, vedi un po' tutti quanti aprono con questo argomento. Trump spaventa le borse, dazi e recessione affondano Wall Street, colpiti i titoli di Tesla e delle aziende high tech. Appunto abbiamo visto che a crollare è stato soprattutto l'indice Nasdaq. Hacker contro X, la piattaforma appunto di Elon Musk, l'accusa di Musk, attacco proveniente da indirizzi nell'area ucraina, dice lui. E a proposito di Ucraina, Zelensky che offre la tregua, gli Stati Uniti, territori da cedere. Oggi Zelensky, tra l'altro, in Arabia Saudita incontrerà anche una delegazione appunto statunitense. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. Ecco qui l'effetto Trump che colpisce le borse, dazi e rischio di recessione negli Stati Uniti, Nasdaq a picco con Tesla, persi 1.000 miliardi, listini europei, anche i listini europei in rosso. Starlink, tensioni nel centrodestra. Starlink per quanto riguarda il nostro paese, i rapporti tra il nostro paese e appunto il gruppo di Elon Musk, che è un tema che divide appunto maggioranza e opposizione. Rubio, il segretario di Stato degli Stati Uniti, dice: per la pace l'Ucraina deve cedere i territori. Questo nel sommario del Corriere della Sera. Ma vediamo anche le altre notizie. C'è un reportage che arriva dalla Siria, che oggi viene pubblicato appunto sulla Corriere. Cosa è accaduto nel frattempo in Siria dopo appunto la caduta di Assad? 3 mesi dopo, Damasco, festa finita, le vittime di Assad adesso sono i nuovi carnefici. E qui vediamo una foto delle forze di sicurezza siriane che pattugliano le strade di Kardaa, dove è nato Bashar al-Assad, appunto quelli che erano i cittadini di serie A, cioè appunto i cittadini del regime di Assad, solo per appartenere alla setta del dittatore, adesso invece sono diventate carne da macello. Quindi chiaramente si è sovvertito l'ordine nel paese.
chi perseguitava oggi è perseguitato. Andiamo a vedere questa notizia nel taglio centrale. Chi è questa coppia? Allora, ricorderai la notizia di quell'italiano che era stato aggredito da uno squalo mentre si trovava sulla Mar Rosso ed è morto. Ecco, oggi c'è un'intervista alla moglie. Parla la moglie del turista morto, ecco la verità su quello che è accaduto in quell'occasione. I soccorsi lenti, mio marito, lo squalo, l'attacco, ero con lui, non fu imprudente perché in un primo momento si disse che Gianluca Di Gioia, questo è il nome del 48enne appunto che è stato ucciso dallo squalo a Mar Salam in Egitto a dicembre, era andato a nuotare oltre, diciamo, quella che era l'area consentita. Sì, diciamo. esatto, lo specchio di acqua in sicurezza, ma la moglie dice che non è così. E poi andiamo a vedere il Messaggero con sempre la stessa apertura, quindi le borse che crollano per effetto della politica di Trump, ombre degli Stati Uniti, giù Wall Street. I dazi cinesi al via, abbiamo visto, e i timori di recessione. Nasdaq a picco, crolla il titolo Tesla, la giornata nera di Musk che accusa gli hacker ucraini per un attacco alla piattaforma X. E poi vediamo la notizia che riguarda Papa Francesco, perché finalmente i medici hanno sciolto la prognosi, con prudenza naturalmente, il Papa sta meglio, sollievo dopo il bollettino, attesa dei fedeli appunto per una Pasqua a San Pietro con il pontefice. E poi nel taglio basso vediamo due notizie di cronaca. Delitto Bricca, condannati padre e figlio. Chi è Bricca? Thomas Bricca, questo ragazzo di soli 19 anni che è morto il 30 gennaio del 2023 ad Alatri con un colpo di pistola in testa, ma lui è morto per un errore, perché in realtà l'obiettivo era un suo amico che indossava lo stesso giubbotto e adesso, appunto, ucciso per errore ad Alatri, sono stati condannati all'ergastolo Roberto Toson e 24 anni invece al figlio Mattia. Quindi padre e figlio condannati per questo caso. E poi c'è un altro caso di cronaca, ma questo è un giallo, cioè la morte del poliziotto, del super poliziotto Gallo. Lui era finito al centro di una vicenda di spionaggio perché appunto erano stati realizzati dei dossier su politici, su personaggi in vista. Dietro c'era anche lui che era stato arrestato nel 2024, era l'amministratore delegato di questa azienda Equalize, appunto, che si occupava di questo spionaggio. Ecco, giallo sul caso Gallo, si indaga sui farmaci e sugli ultimi pasti. Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo dell'ex superpoliziotto, appunto agli arresti per la vicenda delle cyber spie. Intanto i magistrati hanno disposto il sequestro del cellulare che Gallo usava solo per chiamare il suo avvocato, di quello della moglie, di alcuni farmaci e del cibo. Quindi è una morte che lascia qualche dubbio e quindi si indaga per capire se è stato realmente un infarto oppure se c'è qualcos'altro dietro. Vediamo il secolo XIX con l'apertura dedicata alla guerra in Ucraina, venti di tregua. Via ai colloqui in Arabia, gli Stati Uniti attendono un segnale da Zelensky, Rubio, servono concessioni territoriali e poi difesa, il piano di Giorgetti per l'Unione Europea, 200 miliardi di investimenti dalle imprese private. Restiamo sul quotidiano ligure di Genova perché Toti finisce ancora una volta in un'altra vicenda. Toti e Giampedrone indagati per truffa, inchiesta su un'assunzione, l'ex governatore che ricordiamo era stato arrestato parla di fango su di lui. Il resto del Carlino, vediamo alcune notizie di cronaca a Ferrara. Allarme snus a scuola, masticano nicotina, sarebbe la nuova moda dei giovani, una moda molto pericolosa. Masticano nicotina, due ragazze finiscono in ospedale. E poi svolta sulle famose alluvioni del 2023-2024 in Emilia Romagna, decreto unifica le ricostruzioni. Ancora restiamo su questa pagina per vedere questa storia, una storia di un dramma familiare
un appello di questi genitori. Davide in cargo bike per la ricerca. Padre e figlio da Riccione a Santa Maria di Leuca. Il bimbo è affetto da una malattia genetica rarissima e quindi il papà appunto pedalerà con il figlio Davide di 6 anni per tutto questo lungo viaggio solo per fare un appello e accendere un faro sulla malattia che infligge appunto questo piccolo chiamato Dade, una mutazione genetica rara della quale si sa poco o nulla. Questo è il gesto di questo papà. E poi vediamo nel taglio basso il Papa che migliora, prognosi sciolta. E un'altra storia di cronaca con un giovanissimo protagonista, muore a 13 anni morso da una zecca avviene a Genova. Questo ragazzino è finito 4 volte in ospedale, però poi alla fine è morto e adesso è stata aperta un'inchiesta. E poi restiamo qui per parlare decisamente di altro, perché la Ferragni ha insomma ormai i conti in rosso, perdite per 10 milioni di euro. Ferragni prova a ripartire con la ricapitalizzazione, i soci però sono divisi, quindi brutti tempi per la Ferragni e per i suoi affari. La Stampa, difesa 200 miliardi dai privati, come abbiamo visto, il piano di Giorgetti che coinvolge adesso le imprese, Zelensky a Jeddah, oggi prove di tregua con Rubio, Mosca. Trattiamo, stretta migranti, hub e respingimenti comuni, dazi e recessione degli Stati Uniti affondano le borse, crolla la Tesla. Quanto abbiamo, Angelo? 30 secondi. 30 secondi e allora vediamo un'ultima prima pagina. Vediamo il giornale di oggi con questa notizia, ecco, vediamo questa, un'intervista a Formigoni dopo anni anche di vicende giudiziarie. Riecco Formigoni che dice: la politica è la mia droga. Oggi un'intervista appunto sul giornale. Grazie alla nostra Emanuela, che ritroveremo più avanti. Adesso è il momento di guardare le previsioni meteo e poi i primi ospiti della mattina. Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il transito di una nuova perturbazione coinvolgerà nell'arco della giornata principalmente il nord, con piogge e rovesci diffusi, mentre sul resto del territorio una situazione piuttosto variabile, con qualche debole fenomeno su parte delle regioni meridionali. E dunque sulla Sicilia l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantendo una giornata stabile e asciutta, con cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio. Contesto climatico che si manterrà mite, con temperature massime che localmente toccheranno i 23-24 gradi. E per la giornata di mercoledì inizialmente la situazione sarà stabile su tutta l'isola, poi qualcosa tenderà a cambiare su parte della regione nella seconda parte del giorno, in particolar modo sul versante tirrenico e su quello occidentale, dove saranno possibili dei piovaschi. Il tutto con valori massimi che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Allora, eccoci insieme. Buongiorno ad Andrea Passanisi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Presidente di Coldiretti Catania. Allora, cominciamo col dire che sotto gli occhi di tutti, insomma, il clima va verso una tropicalizzazione. Anche se dobbiamo dire, almeno nell'ultimo mese e mezzo, la natura in qualche modo sta cercando di
mettere un po' di riparo. Poi bisogna vedere cosa hanno fatto gli uomini, quello è un altro discorso. La natura ci prova a rimettere le cose in ordine. Oggi, considerando l'argomento, mi deve permettere di essere un po' critico e di cercare di fare chiarezza, perché è entusiasmante parlare di agricoltura, di storia, di tradizione, di prospettive, sia per gli agricoltori ma anche per i giovani, perché secondo me in questo periodo storico dobbiamo dargli un po' di input, un po' di assist, seguendo l'attitudine agricola. Però cercare di pensare ai cambiamenti climatici e collegarli alle culture tropicali, o immaginare che i cambiamenti climatici siano funzionali alle culture tropicali, diciamo che è fuorviante e molto pericoloso. Non è esattamente così. Non è esattamente così, perché c'è un dato certo, è un dato scientifico: il cambiamento climatico è l'innalzamento della temperatura di circa 1,5 gradi. Questo è un dato inopinabile. Però la risposta del cambiamento climatico, e qui non bisogna essere agricoltori né vivere la campagna, è conseguenze meteorologiche e climatiche imprevedibili e a volte determinanti quotidianamente. Faccio alcuni esempi, ne abbiamo parlato l'anno scorso, lungo periodo di siccità, abbiamo passato un anno di siccità. Gli estremi di caldo, gli estremi di freddo, le temperature alternanti, recentemente abbiamo avuto trombe d'aria, venti superiori agli 80 km/h, alternanze meteorologiche e climatiche che determinano l'agricoltura, ma determinano l'agricoltura in senso negativo. Ora, se si pensa al tropicale, bisogna immaginare delle condizioni dove il clima è mite, dove le precipitazioni sono abbondanti, dove lo stato di umidità, perché la conseguenza della precipitazione, è alto. Questi sono i fattori che non solo determinano lo sviluppo degli impianti tropicali, ma determinano, e questo è un aspetto essenziale per l'imprenditore, la produttività. Ora, un dato essenziale è che della Sicilia, quando si parla del tropicale, si deve fare un passo indietro, perché noi, in generale, la Sicilia coltiva tropicale da oltre 70 anni. E questo è un dato particolare. Quindi non è una novità. Non è una novità, è che banalmente là la circostanza diventa pericolosa, banalmente si associa, ecco, il cambiamento climatico alle colture tropicali, senza rendersi conto che ci si prende una responsabilità. C'è l'agricoltore che magari sta passando un periodo incerto anche commerciale, magari non conoscendo le condizioni o le esigenze agronomiche di una pianta di mango, di avocado, senza il giusto supporto va a piantare la pianta di mango, di avocado. Cosa può succedere? Succede che non cresce la pianta, magari non produce, magari produce poco, magari si ammala la pianta. Questi sono aspetti essenziali, ecco, per questo c'era bisogno di fare chiarezza. Un po' di chiarezza. Questo non significa che il tropicale è una grande prospettiva. Il tropicale è una grande prospettiva, ma in determinate aree ristrettissime è una grande prospettiva, se la crescita poi è anche graduale. Quali sono le aree vocate al tropicale? Sicuramente l'Etna. L'Etna, perché l'aspetto essenziale non è solamente la terra vulcanica, ma il microclima mite, dove le minime non sono basse e neanche le massime, dove le precipitazioni sono abbondanti. Consideri, dottore, che le zone di Jar, Milo, Zafferana e Etnea sono le zone più piovose del meridione. Oltre 2000 millilitri d'acqua l'anno. Poi c'è la zona di balestrate per il mango, alcune zone della fascia tirrenica. Oltre è un terno all'otto. Ecco, è una questione solo di responsabilità, una questione di chiarezza, perché con l'agricoltura, fare agricoltura, già si parte da una base del 10% di default, dove il rischio è alto. Ma se si va al di fuori di quelle aree vocate, dove la situazione poi diventa precipitosa, il rischio aumenta. Passanisi, allora, mi dica in estrema sintesi, le piogge di questo periodo hanno mitigato in qualche modo la drammaticità in cui si ritrovavano gli agricoltori? Perché insomma di pioggia ce n'è stata abbastanza. Non si verificava questa pioggia da un po' di tempo. Serviva, non si verificava da un paio di anni. Serviva assolutamente. Ci sono alcune aree dove si vivono le conseguenze della siccità dell'anno scorso, altre aree dove l'acqua ha dato beneficio. Ecco, il problema dell'acqua è che se ci fa caso, questo lo viviamo quotidianamente, non abbiamo più precipitazioni costanti e persistenti, abbiamo bombe d'acqua.
e quindi da un lato possono favorire, dall'altro possono creare danni. Quindi sì, sicuramente l'acqua è essenza, l'acqua è vita, ma questo lo abbiamo sempre detto, per questo cerchiamo di stimolare la regione e il mondo politico per far funzionare quelli che sono i consorzi di bonifica, quelli che sono cercare di risolvere i problemi infrastrutturali, perché queste bombe d'acqua, queste precipitazioni che in determinati periodi sono abbondanti, possono servire poi più avanti nel recuperare e nel distribuire l'acqua. Allora, il problema non è soltanto quello della la crisi idrica o diciamo l'assenza delle piogge. Voi che fate agricoltura combattete anche altri rischi, che sono quelli legati ai parassiti, che in qualche modo impegnano e vi stressano, possiamo dire, perché molte volte basta che ci sia un parassita, che un raccolto possa essere a rischio. Per questo l'essenza, l'aspetto essenziale è un po' come quando si sta male ci si rivolge al dottore, al medico, allo specialista. Per questo bisogna prevenire. Bisogna prevenire, che significa che vivendo la campagna, se c'è un problema ci si deve rivolgere al tecnico agronomo, all'università, al CREA, agli enti di ricerca. Solo tramite la ricerca si può risolvere il problema. Perché la presenza di parassiti, la presenza di parassiti è determinata da tanti fattori, prima di tutto la globalizzazione, secondo fattore la disattenzione nostra in campagna, terzo fattore l'umidità, le condizioni meteorologiche. Ecco, le condizioni meteorologiche portano marciumi, portano condizioni di fitopatologie, quindi ecco, la prevenzione è un aspetto essenziale, ma il dialogo non cercare su internet, il dialogo con il purtroppo io sono molto franco, il dialogo con il tecnico, con chi davvero è specialista nel settore, perché c'è il tecnico agronomico, il tecnico tropicale, l'università. Ecco, il confronto è un aspetto essenziale, perché porta a prevenire e a evitare problemi, perché è un problema di oggi. Per esempio nel mio campo è un problema non solo per me, ma è un problema che si riflette nel campo del vicino. Questo è un aspetto essenziale, bisogna avere consapevolezza e in questo caso bisogna avere tanta responsabilità. Allora, io le voglio anche fare un'altra osservazione, perché torniamo alla, non alla tropicalizzazione, ma al fatto che ci si possa magari dedicare alla produzione di prodotti che non sono tipicamente nostri, no? Perché paghiamo, gli esperti dicono, la scarsa pioggia con agrumi che sono più piccoli. Quest'anno adesso non so come sarà l'annata, perché la pioggia c'è stata, probabilmente gli agrumi non saranno così piccoli, con ogni probabilità. Vedremo che cosa è successo. Però a parte il problema, diciamo, c'è una richiesta, questo è quello che richiedo io, di prodotti frutti tropicali, fra virgolette, aumentata anche nell'abitudine alimentare del consumatore? Allora, la richiesta c'è. Io vivo molto il commerciale, ho l'onore e l'onere di rappresentare 57 aziende agricole su una superficie di oltre 200 ettari, una superficie che è cresciuta gradualmente. Questo è un aspetto essenziale, perché fare il passo più lungo della gamba diventa complicato, perché fare tropicale sembra banale, ma fare tropicale, una pianta di avocado, così per conoscenza, una pianta di avocado o di mango può crescere persino in un balcone di Milano, ma l'aspetto essenziale è la produttività, che è determinata dalle condizioni meteorologiche. Ora, la richiesta è aumentata, sta aumentando gradualmente. Io do un dato del 2016, il consumo pro capite di avocado nel 2016 era di circa 160 grammi, è quintuplicato. Obiettivamente è quintuplicato. Certo, i dati sono molto più ampli nelle zone 1, zone 2, cioè Francia, zone estere, Francia, Germania, ma là c'è una consapevolezza differente. Io credo che il cliente voglia eccellenza, voglia qualità, voglia chiarezza. Io dico sempre, noi il cliente lo mettiamo davanti a una scelta: acquistare un avocado che non si sa da chi viene coltivato, in che modo viene coltivato, senza demonizzare ovviamente il frutto estero o il collega estero.
con un trasporto di 30-40 giorni rispetto a un avocado, un mango siciliano. Là c'è un aspetto etico, c'è un aspetto anche di sicurezza, che è un aspetto essenziale, la sicurezza elementare. Quando abbiamo passato 20 anni nel determinare e dare un'identità al tropicale in determinate E quali aree. sono i prodotti che in questo momento, i prodotti tropicali che, a parte l'avocado che sappiamo essere... L'avocado, il mango, il passion fruit sta prendendo quota. Passion fruit prima era, io lo chiamavo come prodotto da partita IVA, cioè nel senso prodotto da bar, no? Ora il consumo di passion fruit a casa sta aumentando. La papaya e mango, papaya e avocado, pardon, principalmente perché sono i due frutti classificati come superfood. Come superfood, che significa che da un punto di vista nutraceutico il consumo fa bene all'organismo. Gradualmente sta crescendo la consapevolezza, ma gradualmente sta crescendo la consapevolezza, il consumo, la consapevolezza etica di oggi trovare un avocado italiano. Io questa lo raccontai qualche settimana fa. Qualche anno fa il cliente domandava cosa fosse l'avocado, cosa fosse la papaya e il mango. Oggi la domanda, quella più continua, la più ricorrente, è dove posso acquistarlo. E questa è una grande soddisfazione, perché sono 20 anni che cerchiamo di raccontare la Sicilia tropicale da questo punto di vista. Prima di salutarla, il caffè può diventare una materia, un prodotto della Sicilia? Cioè, sappiamo che il caffè per eccellenza si produce in Brasile, no? Non le saprei dire, perché io do risposte che sono legate alla mia attitudine, quindi bisogna intervistare o accogliere qualcuno che si occupa di caffè e comprendere se è meramente attività di marketing o c'è una potenziale. Io credo però in una cosa, l'aspetto essenziale è che ci sia produttività, che si parli di Sicilia, che si parla di concretezza, perché l'aspetto essenziale è proprio questo, parlare di belle cose e cercare di dare sempre l'input magari a quelli un po' meno sfortunati o ai giovani che hanno bisogno, come accennavo all'inizio, di quell'assist. Quindi l'importante è che se ne parli, ma se ne parli bene. Grazie ad Andrea Passanisi, che è presidente di Coldiretti Catania. Buon lavoro, in bocca al lupo. Magari ci ritroviamo a fine stagione per capire come stanno andando le cose. Facciamo un punto. Assolutamente, e grazie sempre per l'invito. Grazie, ci fermiamo, una breve sosta, restate insieme a noi. Cucini tu con me, Desiree. L'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Di nuovo in diretta, buongiorno Sicilia, in studio con me la dottoressa Gabriella Caruso, che è direttore di Salute Donne e Prevenzione Oncologica dell'ASP di Catania. Buongiorno. Buongiorno. Con lei anche la dottoressa Cristina Mauceri, che è dirigente medico di prevenzione delle malattie croniche degenerative e screening oncologici. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Perché siamo con voi stamattina? Perché questo mese di marzo è un mese particolare sul fronte della prevenzione. Prevenzione che direi fondamentale e importantissima da non sottovalutare. Dottoressa Caruso, comincio con lei. La ringrazio per questo cappelletto, perché sicuramente la prevenzione, diciamo in generale, ma al femminile in questo mese è particolarmente attenzionata e deve essere sempre attenzionata. Abbiamo la possibilità e l'opportunità di avere lo screening ginecologico in tutti i consultori familiari che sono nella nostra ASP 31 e 2
ambulatori aggregati, Paternò e Nicolosi, e un secondo livello che ho il piacere di dirigere in questo momento dell'ASP su via Gabriele D'Annunzio. Abbiamo quindi la possibilità della prevenzione del tumore del collo dell'utero, che come obiettivo OMS nel 2050 dovrebbe essere debellato. Importante ricordare che la donna lo screening è gratuito e viene seguito dai 25 ai 64 anni. Dai 25 ai 29 si esegue il PAP test, dai 30 ai 64 l'HPV test, ed è fondamentale dire che la donna, qualora fosse positiva, viene completamente presa in carico dall'ASP, dal percorso screening, che esegue poi un secondo livello ed eventualmente anche un terzo in associazione con le aziende ospedaliere nostre partner, e quindi Garibaldi, Cannizzaro, San Marco e il nostro PO di Cireale, per eseguire il terzo livello. Quindi eventualmente eseguire anche un intervento chirurgico e poi ritornare in carico al consultorio, al servizio di secondo livello di screening fino alla completa guarigione, ed è importantissimo dire che qualora la paziente anche oltre i 64 anni risultasse positiva, resta sempre in carico fino alla completa guarigione. Dottoressa Mauceri, allora, abbiamo detto che lo scopo è quello di allargare, diffondere la prevenzione, e non è soltanto questo. L'operazione che state facendo voi comporta uno sforzo importante, perché le vostre strutture restano aperte anche in orari non previsti, si sono allargate, diciamo, le fasce per poter fare le visite mediche. È un servizio importante per diciamo, i cittadini, per le donne nel caso specifico. Sì, intanto vi ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare di un tema che è molto importante, che è la prevenzione dei tumori, che sono tra le patologie più diffuse anche nel nostro territorio. La nostra offerta ci permette di accogliere le donne che intendono partecipare agli screening su una diffusione di ambulatori e consultori familiari che è capillare sul territorio. Noi accogliamo le donne in 35 consultori familiari su tutta la provincia di Catania, in 11 ambulatori di mammografia, e la nostra attività si svolge in collaborazione con 2 laboratori di riferimento che sono adibiti alla lettura centralizzata dei test HPV e dei test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Il tumore del coloretto, infatti, pur non essendo un tumore esclusivamente femminile, è al secondo posto tra i tumori più frequenti anche nelle donne, e partecipare a questo screening è importante e molto semplice, perché è possibile ritirare i test per la ricerca del sangue occulto nelle farmacie, e questi test vengono poi letti in un unico laboratorio. Preciso che la lettura centralizzata è molto importante perché garantisce una refertazione omogenea per tutte le persone che aderiscono allo screening. Ed è importante, poi, come diceva la collega Caruso, che al di là dell'esecuzione dei test di primo livello nei nostri ambulatori e nei nostri consultori, le donne che hanno un test positivo, e su questo tengo sempre a precisare che la positività a un test non deve fare paura, perché significa solo che è necessario fare un approfondimento, non necessariamente che ci sia un tumore. Le donne positive vengono prese in carico dalle unità operative di screening dell'ASP e qualora fossero necessari ulteriori approfondimenti, indirizzati verso le aziende ospedaliere della provincia e le strutture accreditate, con le quali stiamo facendo un immenso lavoro a tutela della salute della gente, attivando anche dei progetti che possano migliorare ulteriormente la presa in carico degli assistiti e la qualità dei servizi che offriamo in sinergia. Dottoressa Caruso, Sì. Serve in qualche modo anche un cambio di orientamento culturale su quella che è la cura di ognuno di noi, perché a volte basta un po' di tempo, poco tempo, per poter risolvere un problema che potrebbe diventare molto più importante. Decisamente sì, ha perfettamente ragione. Basta pochissimo effettuare un prelievo del cervicale o
una piccola, insomma, una mammografia di routine per evitare delle problematiche decisamente molto importanti. La prevenzione, lo slogan dello screening, la prevenzione ci salva la vita, ed è decisamente importante. Sabato scorso, in occasione della Giornata internazionale della donna, abbiamo programmato l'apertura di 3 consultori per libero accesso e prenotazione di sabato mattina, esattamente il PTA San Luigi, il consultorio Fleming, il consultorio di Caltagirone e il consultorio di Bronte, per effettuare anche in orari appunto al di fuori della normale apertura dei consultori familiari, dare la possibilità di effettuare questo screening. Ci auguriamo che queste iniziative possano essere apprezzate dall'utenza, ed è importante sottolineare come la possibilità di prenotarsi per l'HPV test, che ovviamente, come ha detto la dottoressa Maungeri, ha la possibilità di darci addirittura la genotipizzazione dei ceppi a rischio, quindi una prevenzione assolutamente specifica ed importante per poter salvare la vita a tante giovani donne, perché ricordiamo che il cervicocarcinoma è anche un carcinoma che si presenta da giovani, quindi importantissima la prevenzione, importantissimo recarsi nei centri gratuiti. Ricordo che ai consultori familiari si può accedere quindi allo screening in maniera assolutamente gratuita, si può accedere allo screening prenotando con un numero dedicato, che è un numero verde, che è l'800 894 007, o inviando una mail allo screening @aspct.it, o prenotando autonomamente anche ai consultori stessi, se si è fidelizzati. Quindi c'è la possibilità, sono tante possibilità. Dottoressa Maungeri, non serve la prescrizione del medico di famiglia. Questo è un altro passo importante, perché molte volte devo andare dal medico, mi devo fare la richiesta. Non serve. No, gli esami sono gratuiti in tutte le fasi del percorso dello screening, quindi sia gli esami di primo livello che gli eventuali approfondimenti e trattamenti di cui gli uomini e le donne dovessero necessitare. Non serve la richiesta del medico, e di recente tra le possibilità di accesso a queste attività è stata molto apprezzata anche la prenotazione da parte del medico di famiglia, che direttamente nel suo studio, attraverso un portale, può prenotare i test di primo livello nei nostri ambulatori, con un vantaggio doppio per gli utenti, che hanno più facilità di accesso alle attività e hanno anche la possibilità di avere un counseling, quindi un'informazione rispetto all'importanza di aderire a queste attività proprio da parte del medico di famiglia. Allora, grazie alla dottoressa Caruso, Gabriella Caruso, che è il direttore Salute e Donna e Prevenzione Oncologica dell'ASP di Catania, ma grazie anche alla dottoressa Cristina Maugeri, dirigente medico, prevenzione delle malattie cronico-degenerative, screening oncologici. Quindi stamattina è un appello in qualche modo alla prevenzione, quello che è stato lanciato da questo studio. Buon lavoro e grazie per quello che fate. Ci dobbiamo fermare, restate insieme a noi. Buongiorno Sicilia continua con altri ospiti. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Rieccoci insieme, buongiorno Sicilia, e adesso siamo a Catania per parlare di emergenza per i senza tetto. Lo facciamo con Giuseppe Camarda, buongiorno, e grazie a Luciano Nigro che è con noi questa mattina. Comincerei da Nigro, perché la situazione a Catania è complicata. E perché è complicata? È complicata perché c'è stata una riunione in prefettura. Dopo questa riunione probabilmente non ci sono state, a seguito di questo, non ci sono state le risposte che magari ci si immaginava. Ci si è rivolte poi al sindaco,
anche agli assistenti sociali. Qual è la situazione reale a Catania? Quanti sono? Avete un numero dei senza tetto a Catania? Allora, buongiorno a Buongiorno, tutti e a grazie. tutte. Intanto bisogna dire che ci siamo rivolti sempre al sindaco, anche al prefetto e anche alla prefetta e anche all'arcivescovo, però in prima persona al sindaco. Per quanto riguarda il numero, per la problematica legata alle persone che vivono in strada senza tetto. Per quanto riguarda il numero che lei mi chiede, c'è stata una prima conta fatta insieme all'Università di Catania e dalle associazioni e anche penso dall'assessorato ai servizi sociali, che dice un numero che non è, secondo noi non è reale. Non è reale, perché parlano di circa 100 persone, bene? Ma se le vogliamo raddoppiare sono massimo 200, quindi non è che abbiamo un numero spropositato, per cui una soluzione a questo problema, un'attenzione a questo problema potrebbe essere facile. Quindi Cosa serve? Chiedo al dottore Camarda, cosa serve per un dormitorio? Cosa serve? Intanto buongiorno a tutti e ringrazio per l'invito di averci questa mattina ospitato per questa importantissima problematica. Ecco, che cosa serve? Intanto un dormitorio di prossimità. Al centro, non in periferia, perché se noi vogliamo riportare queste persone al centro della società, intanto col luogo fisico dove ricoverarli immediatamente. Quindi a Catania in questo momento non esiste un luogo pubblico dove ai senza tetto, ai senza fissa dimora, dare un'accoglienza immediata per la notte. In qualche realtà c'è, ma sono dei privati che affrontano questa problematica, e quindi la politica delle lotta alla povertà a Catania diciamo che lascia per il momento un po' a desiderare. Quello che chiedo io, esiste un luogo, avete individuato un luogo dove poter realizzare questo dormitorio? Perché chiaramente non si può costruire, si deve individuare una struttura già presente. Io vorrei un attimo solamente aggiungere che noi abbiamo bisogno sia di un dormitorio che di una risposta strutturale che consenta di non stare nell'emergenza, per cui le risposte sono articolate, ma intanto c'è l'urgenza del dormitorio. Noi abbiamo tante strutture del comune o dell'ASP che non sono utilizzate, voglio dire, mi viene in mente l'ospedale Ferrarotto, è una situazione di grandi immobili che vanno ristrutturati, ma non sono delle strutture decadenti, perché fino all'anno scorso funzionavano, ci sono reparti che erano stati ristrutturati, quindi è una cosa facile, ma ce ne sono tanti altri. Voglio dire, noi abbiamo il centro, gli ospedali del centro che sono vuoti, ma sono stati dismessi. Sono stati dismessi, io sono sicuro. Magari ci sono in corso, in questo momento si stanno facendo altri progetti, però in attesa potrebbero essere utilizzati. Oltretutto c'è il Comune di Catania che ci dice che sono arrivati dei fondi, noi chiediamo una trasparenza dell'utilizzo, che verranno utilizzati per questo, ma il discorso è, in attesa che le attività che sono sicuro si metteranno in campo, noi non possiamo privare la città di un dormitorio, perché questo di cui parliamo, che c'era, funzionava con delle modalità abbastanza, diciamo, accettabili ed è stato assolutamente chiuso dal 1° febbraio, è diventato un dormitorio che risponde a tutte le esigenze della città in modalità molto rigide, per cui quando le persone sono in strada, se noi siamo rigidi, le persone sono in strada, diventa difficile intervenire, e soprattutto se vogliamo rendere queste persone visibili in maniera positiva e non invisibili in maniera negativa, bisogna capire chi sono, perché sono in strada e trovare delle soluzioni. Allora, Camarda, io le chiedo adesso, il sindaco, che tipo di risposta vi ha dato? L'amministrazione comunale che tipo di risposta vi ha dato? Non abbiamo molto tempo, però cerchiamo di capire se c'è stato un feedback. Noi abbiamo fatto una richiesta come rete di associazione di incontrare l'amministrazione, ma almeno per quanto io so
l'amministrazione non ha dato nessuna risposta, non già convocato. L'assessore competente? Neanche l'assessore competente neanche. In passato abbiamo molte volte affrontato questo problema, perché noi come organizzazione degli inquilini ci occupiamo della dare un tetto alle persone, non nell'emergenza ma nel lungo periodo. E abbiamo affrontato proprio, abbiamo dato tutta la nostra disponibilità per quella, lo dicono sempre in una forma e anche nel nome, l'housing fest. È stato affrontato diverse volte questo problema, però forse per scelte sbagliate, per non aver individuato gli immobili giusti, non sono state attivate queste forme di dare un tetto alle persone. Noi che agiamo sul territorio e siamo proprio il primo impatto con le persone, non possiamo dare nessuna risposta, perché se una donna con figli, una famiglia, viene colpita da sfratto senza con sfratto esecutivo, quindi non hanno dove portare la residenza, non hanno dove andare a portare le masserizie, e quindi purtroppo si trovano a dormire sotto una chiosa. Solo una frase. Le persone che vivono in strada hanno anche problemi di salute. Se noi non abbiamo un alloggio nel momento di gravità, non riusciamo a stabilizzare le persone, perché in strada non si può curare. L'altra cosa è, dobbiamo attivare delle cose, consultiamoci con chi in strada ci lavora, con le persone che lavorano in comunità, che hanno il polso della situazione e quindi riescono a collaborare nel cercare di trovare le soluzioni più giuste. Grazie allora a Luciano Nigro, grazie a Giuseppe Camarda, buon lavoro, speriamo che dopo questa vostra presenza qui qualcuno in qualche modo si faccia sentire e che si possa iniziare un percorso. E di tornare a raccontarlo. Esattamente, per una conclusione positiva. Grazie ancora. Per l'attenzione che avete voluto dare a questo grandissimo problema nella nostra Catania. Grazie ancora, una buona giornata. Buona Ci giornata fermiamo, a tutti, adesso ci sono le pillole di Almanacco, torniamo fra pochissimo. L'11 marzo è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo all'interno dell'Unione Europea, un giorno dedicato anche alle famiglie e agli amici delle vittime che hanno subito una perdita irreparabile e ingiusta. Questa data è stata scelta per ricordare l'anniversario dell'attacco terroristico di matrice islamica avvenuto a Madrid nel 2004. L'attentato, che colpì 4 treni della metropolitana durante l'ora di punta, causò la morte di 191 persone, tra le quali una donna incinta, ed il ferimento di 2057 persone. Fu il più grave attentato terroristico nella storia dell'Europa occidentale. Ma sapete che anche nello spazio sono presenti rifiuti? Nel sistema solare girano milioni di oggetti artificiali, da piccole scaglie di vernice a pezzi di metallo grandi come camion, e per lo più orbitano attorno alla Terra. Tra questi rifiuti troviamo il guanto da astronauta perduto da Ed White, oppure una cassetta degli attrezzi smarrita durante una passeggiata spaziale, e detriti causati dalla distruzione di vari satelliti. Spostandosi a elevata velocità e in numero crescente, questi rifiuti sono un pericolo per i veicoli con equipaggio come la Stazione Spaziale e internazionale. Allora, siamo di fretta stamattina, andiamo veloci. Buongiorno a Sigfrido Ranucci. Buongiorno. Insomma, un volto conosciuto a tutti. Famigerato quasi. No, però voglio dire, grazie a te sono venute fuori tantissime inchieste, no? Non solo giornalistiche. Grazie al lavoro di squadra, come sai il lavoro di squadra è fondamentale. E lo so, perché stamattina abbiamo lavorato tanto di squadra qui. Ci mancavo io a spiazzare per rendervi la vita un po' più complicata. No, questo no, però ti avremmo voluto ospitare in una maniera più serena. Stiamo andando di fretta, però sei qui perché intanto sei per la terza volta in Sicilia, per presentare il libro La Scelta, edito da Bompiani. Ci racconti questo libro, che poi è un racconto autobiografico. È in parte autobiografico, in parte racconta dietro le quinte delle inchieste, anche quello che devi pagare in prezzo
il prezzo in qualità di vita, ma anche di libertà, nel fare inchieste che sono scomode. Il potere quando tu lo tocchi reagisce sempre in una certa maniera, ormai è quasi scontato da questo punto di vista. Però il libro è a parte che ha avuto un successo, devo dire, importante, perché ha raggiunto le 50.000 copie in meno di un anno e ha viaggiato proprio in mezzo alla gente. Io ho fatto la scelta di presentare il libro tra la gente, perché la gente è quella che mi dà energia. Il libro è una galleria di personaggi, tutti coloro che hanno contribuito in qualche modo al mio successo professionale, alla mia formazione umana, quindi ci sono la storia dei miei genitori, di quanto hanno influito su di me, dei maestri del giornalismo, penso a Roberto Morione, direttore di Renews 24, che amava moltissimo la Sicilia e denunciare le storture e le contraddizioni della Sicilia, come si fa con le persone di cui si è innamorati, no? E poi anche tutti quei personaggi sono rimasti segreti, che ho conservato nella mia vita, ma che hanno avuto un ruolo fondamentale. Ma ce n'è uno di questi personaggi che ci puoi dire che è rimasto segreto? Che è rimasto segreto no, ma ci sono personaggi che spiazzano completamente, perché pensa che ho incontrato sulla mia strada un vagabondo che sul litorale romano io ho incontrato, mi ha dato la chiave di lettura per realizzare l'inchiesta forse più importante della mia vita, quella che ha denunciato l'utilizzo del fosforo bianco, un agente chimico da parte degli Stati Uniti nella guerra di Fallujah. È stata l'inchiesta più importante della storia della RAI. Per la prima volta la RAI nel 2005 ha viaggiato il mondo per uno scoop giornalistico ed è stata quella che mi ha consentito poi di entrare al Report. Oppure un altro personaggio molto curioso, un tassista, pensa, che ho incontrato a Parma, che era la guardia del corpo di Tanzi e che mi aiuta a recuperare la pinacoteca di Tanzi, parte di quel tesoro misterioso che ammontava a circa 100 milioni di euro, che Tanzi e la sua famiglia, quadri anche di grande valore, avevano portato poi in Svizzera. Sigfrido, ti chiedo, a cosa stai lavorando? Non ci dire esattamente... Beh, tu hai visto che il Report, l'ultima puntata, si è occupato anche di Sicilia, no? Del petrolchimico, dell'ex Lukoil. Torneremo a parlare di questa vicenda perché secondo me c'è ancora tanto da dire, tanto c'è da raccontare. Torneremo a parlare dell'ambiente in Sicilia, perché è una terra meravigliosa, non può essere lasciata con i veleni per le future generazioni, ma direi che tutto il nostro paese ha bisogno di uno sguardo, ha bisogno di giornalisti liberi, indipendenti, coraggiosi in questo momento. Calcola che a noi arrivano in redazione ogni anno arrivavano 70.000 segnalazioni, in questi ultimi 2 anni sono arrivate a 120.000. Questo significa che c'è qualcosa che non funziona nel paese. Guarda, prima di lasciarci c'è un'agenzia ANSA appena battuta. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato un patrimonio di oltre 3 milioni di euro in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Trapani. A chi? A Giovanni Luppino, autista di Matteo Messina Denaro, che è stato arrestato con il boss il 16 gennaio del 2023 proprio alla clinica Maddalena. Quindi... ogni tanto si recupera qualcosa anche del tesoro di Matteo Messina Denaro, perché si è sempre saputo poco. Grazie, grazie a voi per l'ospitalità. È stato pochissimo il tempo, mi dispiace davvero non averti dato lo spazio giusto perché ahimè fra poco ci accavalliamo con il telegiornale che va in onda poi anche sull'altra rete e quindi è stato però un piacere. È il piacere mio. Avere con noi Sigfrido Ranucci. Dove vai oggi per la promozione del libro? Oggi a Modica, in una scuola, alle 10:30 all'Euroform, e poi stasera a Siracusa. Poi domani altre scuole nel Messinese e poi concluderò con le scuole nel Palermitano e poi il 14. Ti fermi in Sicilia per qualche giorno, insomma. Fino al 14. Grazie a Sigfrido Ranucci. Resta con noi. Noi andiamo dall'altra parte dello studio dove c'è la nostra Emanuela Corsi che ci dà adesso altre informazioni che arrivano dai quotidiani. Forse un po' più leggeri questi sicuramente rispetto a quelli che abbiamo visto prima. Sì, decisamente più leggeri, anche se c'è un'inchiesta sempre dietro. Esatto. Torniamo da Emanuela. Non so se ne sia occupato anche Report di Chiara Ferragni, onestamente. In maniera sfiorandola. Marginale. Comunque diciamo che oggi su diversi quotidiani si parla di lei perché insomma in crisi le sue società. Chiara riparte da meno 10 milioni come tra set spagnoli e riviste rumene, quindi diciamo che lei sta tentando il rilancio soprattutto all'estero.
all'estero, non in Italia. Ricordiamo, la crisi è stata innescata dal Pandoro Gate, la vediamo qua appunto mentre pubblicizzava questo famoso prodotto che doveva diciamo servire per beneficenza, ma alla fine di beneficenza ce n'era poca. Dietro poi il video di scuse famosissimo dove lei appunto si scusava con tutti gli utenti, con chi aveva acquistato anche questo Pandoro pensando di fare beneficenza, poi però è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata. E poi nell'ottobre 2024 Ferragni fa un passo indietro e lascia al manager risanatore il ruolo di amministratore unico di Fenice SRL, l'holding appunto anzi è un'azienda della holding Sisterhood. Abbiamo detto che adesso si riprende Fenice, ricapitalizzazione, i soci però sono divisi. Vediamo appunto le società di Chiara Ferragni, Sisterhood, la holding, e poi c'è Fenice, Ferragni Enterprise. Ecco, questo è un po' il gruppo societario legato attorno alla famosa influencer che purtroppo da parecchio tempo sta diciamo vivendo dei momenti abbastanza duri. Noi con questo ci fermiamo, grazie Angelo. Grazie a te Emanuela. Allora, torniamo domani con Buongiorno Sicilia, come sempre alle 8 del mattino. Ci lasciamo con un omaggio musicale ad una artista, una grande artista che è Giorgia. A tutti l'augurio di una buona giornata.